Saluto a tutti e compa qui in Kevigurs, settimana l'Anterce FM, déjà la nostra ultima data. Spasidiamo da voi il principio di settimana nanta a Barte Punante, di stu magnifico Rudione, e oggi mari droit un giorno cabraio di 25 anni installato in Cana, in uso paese, di Patrick Gassman. RCFM e Campa qui. Allora, è venuto dalla passione che mi hanno dato i montenati, e un mo caro, un mo zione, i mo zii. Hanno sempre comprato con gli animali, con capre, con pecore, con vacche. Ma io ho sempre avuto la passione di capre, di un bel mistero, soffrire. E rappresentano la tradizione corsa per me. Faccio 5 generazioni che, l'ultima di Roma Cacao, che erano tutti pastori. Dopo i mo zii e un uovo, non mi conosco dove qui, perché hanno visto un cacao stragi assai. Il fatto che hanno mi conosco dove le capre era troppo duro. Ma io ho sempre comprato con ciò che non mi gira un cacao e mi ha dato passione così. Allora, prima ho fatto il giro per passare l'acqua normalmente, ma io ho già lo scopo di installarmi, diciamo, da voi che aveva 10 anni, Ho sempre vissuto installarmi, ma ho fatto con tutte le scuole, la mamma mi voleva mi stringere perché andassi a scuola. E dopo ho fatto l'acqua, dopo ho fatto il liceo agricolo, ho passato il PPRA, e l'ho avuto e dopo mi sono installato subito. A vedere ho trovato subito per via di Ameria di Canner e Ameria di Oliastro, ma hanno dato e due Ameria di Reno, ma hanno dato un bel corpo in mano perché ora i giovani straggiano assai per trovare dei reni. Ho 130 capre e tutti gli anni allievo tra 20 e 30 zighine. Faccio un gaggioetto, assai gaggioetto, gaggio fresco, roccio basso e appena deserto. Ci sono domande anche deserti, ma di più lavoro. Ho imparato con mio zio che aveva sempre capre quando era giovane, andava sempre con lui a bere lo gagile. O mio cacao che mi gira sempre come lo vegia. Dopo quando ho fatto l'apprentissage con i miei amici olmidesi, ho imparato di non con lui. E dopo quando c'è la passione sono un po' in furia subito. Allora si comincia a muovere dopo Natale, dove cacciate i capretti, si muove mattina e sera, fino al mese di giugno, o comincia a muovere che mattina, e dunque si muove a mano non anche di trette. Il progetto sarebbe di modernizzarsi appena, di mettere elettricità su allo stazzo e di mettere macchina a muovere perché è meno strage. Sigom la nostra spaziata da Kevigursina, ringraziabi a tutte e a tutti e a presto in un altro Rudione di compa qui. RCFM e Campa qui.